Davide Borzi, non si poteva fare di più con questo Trissino, però nel secondo tempo specialmente c'è stato un momento in cui la partita l'avete giocata, gestita voi. Sì, no, sicuramente faccio complimenti al Trissino, mai è risaputo, una bella squadra che gioca con una super pressione e mette sicuramente in difficoltà. Noi abbiamo fatto la nostra partita, l'abbiamo preparata nel modo giusto, abbiamo fatto tanti errori che sapevamo di non dover fare, loro ci hanno punito con queste ripartenze fulminee che hanno e ci hanno castigato. Peccato per questi errori, potevamo, come dici te, c'è stato un momento della partita dove avevamo il pallino in gioco, si poteva fare magari anche più gol, però abbiamo dato tutto e peccato per come è andata a finire. Diciamo che di positivo resta comunque la prestazione della squadra, questa fa bene, no? Rispetto per esempio anche alla partita di andata, insomma, tutto un altro, anche chiaramente sulla pista di casa, col pubblico, però indubbiamente giocata alla pari, a parte le giocate di classe del Tris. Sì, esatto, un'ottima prova di carattere, quella ci serviva anche per renderci conto che possiamo farcela, ok? E niente, infatti dispiace per il risultato perché la prestazione c'è stata e niente, ci riproveremo la prossima volta se ce ne avremo l'occasione con loro.